Parla tifoso dell'Azzurra. Ritorniamo con un'altra entusiasmante notizia direttamente dal mondo del nostro amato club. Come sempre, il nostro Napoli cerca di migliorarsi ogni giorno per raggiungere risultati incredibili. Ma prima di tuffarci in queste notizie, vi chiedo di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Ora mettiamoci al lavoro. Oggi vi proponiamo un'immagine incredibile emersa nelle ultime ore, relativa al nostro ultimo scontro contro il Real Madrid. Come sapete è stata una partita elettrizzante quella che si è conclusa con la vittoria del Real, ma c'è qualcosa che va sottolineato. Poco prima del gol di Valverde, decisivo nella partita Napoli-Real Madrid, è emersa un'immagine clamorosa che ha fatto parlare di sé. L'immagine mostra il terzino francese Mendy che tocca la palla con la mano durante un momento cruciale della partita. Ciò solleva dubbi sul fatto che ci sia stato un possibile errore arbitrale che avrebbe potuto cambiare le sorti del gioco, ma non solo. Oltre al fallo di mano di Mendy, ci sono anche dubbi sul corner che ha creato la confusione e sul successivo gol del Real Madrid. Si presume che ci sia stato un evidente fallo di Rudiger su Oliver all'inizio della partita, che avrebbe potuto annullare completamente il gol. Tutte queste informazioni sono di grande impatto e ci fanno riflettere su quanto piccoli dettagli possano avere un grande impatto su una partita di calcio. Naturalmente non siamo qui per mettere in discussione il risultato finale, ma piuttosto per sottolineare l'importanza di controllare e migliorare il sistema arbitrale nel nostro sport. Adesso vogliamo sentire la vostra opinione, nostri cari tifosi del Napoli. Cosa ne pensi di questa immagine e delle possibili decisioni sbagliate che avrebbero potuto influenzare il risultato della partita? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale per altre interessanti notizie sul Napoli. Insieme, siamo più forti e più appassionati al nostro club. Forza Napoli sempre!